Vin dice, il vin conta da chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia, lo commercia. Ma vi si ho mai domandato perché le bottiglie ga proprio che ha capacità? Ne lo spiega Angela Maculan, dei Cantine Maculan. Angela, spieghi sto mistero. Ciao Elkanaia, ben ritrovato, ciao a te e ai tuoi ascoltatori. Oggi siamo qua in imbottigliamento nella nostra azienda perché parliamo di bottiglie. Allora, le bottiglie hanno intanto forme diverse e dipendono dal vino che ci va dentro. Allora, possiamo già partire a dire che questa qui è una champagnotta perché è la tipica bottiglia in cui viene imbottigliato lo champagne. Questa invece, che noi usiamo per il Pinot Nero e per lo Chardonnay, viene chiamata borgognona perché Pinot Nero e Chardonnay sono vini della Borgogna. Mentre questa qui, che ha la classica forma della bottiglia, che vediamo anche in diversi formati, si chiama bordolese ed è tipica appunto per i vini rossi. Ci sono anche altre forme di bottiglie come la renana, l'alsaziana, che sono quelle con il collo lungo, piuttosto che la bottiglia del Porto, piuttosto che il classico fiasco che in Italia veniva utilizzato con l'impaglio sotto. Però ecco, queste sono le bottiglie più classiche che comunemente si ritrovano e queste bottiglie sono da 750 ml. Perché da 750 e non da litro? Il fatto che le bottiglie siano da 750 ha una ragione storica. C'è stato infatti un momento in cui i reali inglesi erano anche i signori di Aquitania, che è la zona dove si trova Bordeaux, e commerciavano vino e compravano il vino dalla zona di Bordeaux. E lo compravano in barili, in barrique. E sono stati gli inglesi a determinare, in modo da avere un modo univoco, per una misura univoca per definire le quantità di vino, ad iniziare a usare le barrique. Quindi hanno deciso che queste dovevano essere da 50 galloni. Ci ricordiamo che in Inghilterra appunto non viene tradizionalmente usato il sistema metrico decimale. Quindi i galloni, 50 galloni, corrispondono a 225 litri, che è la capacità di una barrique. Queste sono 300 bottiglie da 7,50. Da qui il perché la bottiglia che noi usiamo oggi per i vini è da 7,50. Quella classica è da 7,50 perché ci sono ovviamente anche misure più piccole o più grandi. Questa è quella la mezza bottiglia, la demi, che è da 375. Poi ovviamente la standard da 7,50, poi aumentiamo con le dimensioni. Questo che ho qui di fianco è il magnum, che è da litro e mezzo, e poi si sale. Io confesso i nomi non li riesco a ricordare, per cui li leggerò. Oltre il litro e mezzo ci sono i 3 litri, che viene chiamato Jeroboam, che sono 4 bottiglie standard. Poi si sale 6 litri, quindi 8 bottiglie, si chiama Matusalem. Poi a 9 litri c'è il Salmanasar, che sono 12 bottiglie. Il Baltasar invece sono 12 litri, quindi 16 bottiglie standard. Nabucodonosor 15 litri, mentre quella da 18 litri si chiama Melchior. Si arriva poi con il Salomon, Sovereign, Primate, Melchizedek fino a 30 litri. Però insomma lì deve essere una bella festa con tanti amici che bevano tanto. Ringraziamo Angela per questi contributi. Grazie ancora, quindi che sia mezza, che sia da 7,50, magnum o più grande, buon brindisi a tutti e ci vediamo la prossima volta. Ciao! E ne altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto se beo.